Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. E allora siamo qui con Patrizia Corelli, che è la presidentessa del Fogolar Furlan di Melbourne. Tanto bentornata in Friuli. Grazie, grazie tanto, molto piacere essere qui. Ecco, quindi è il terzo mandato, mi pare, che ha rifondato un po' il Fogolar, no? Che comunque ha moltissimi iscritti, 500 iscritti mi diceva prima, no? E Sì, poi sì, tante attività, no? sì. Ma la platea potrebbe allargarsi ancora di più. Ci sono molti giovani, molto interesse. Sì, adesso stanno tornando molti giovani che abbiamo fatto tante feste proprio per i giovani e ci sono arrivati più di 2-3 mila giovani ogni festa. Allora è stata proprio una cosa bellissima e adesso stiamo provando per fare di più, che è i tempi belli adesso fa settembre, ottobre. Ecco là, qua adesso è estate, abbiamo visto insomma anche tutti i problemi che abbiamo avuto adesso con le grandine, eccetera, ma da voi adesso è inverno, no? Sì, sì. E quindi c'è qualche attività, va bene, lei in questo momento è qui in Friuli, ma le attività di pragmatica, diciamo così, usuali, abitudinarie, vi trovate una volta al mese, una volta ogni settimana, o è sempre, o il club è sempre aperto? No, il club è aperto 6 giorni alla settimana e uno giorno sono più quelli di manageri, staff che ci sono, che preparano per la settimana, ma il club è aperto ogni giorno, tutti i giorni, dalle 11 della mattina fino a tardi alla sera, dipende quella festa c'è o quello che dobbiamo fare per giorno. Ecco, mi pare, ho sentito che avete un'iniziativa molto bella, quello della lingua friulana, no? Quello di rilanciare un po' il sapere la lingua molto bene, addirittura anche a gente che non sa la lingua che diventerà allievi e poi comincerà a parlare la lingua friulana. Sì. Avete già cominciato ad avere degli approcci qui in Friuli per fare questo evento, insomma. Sì, e questo era il punto di venire in Friuli. Quando m'ha invitato la Barbara mi è venuto tanto piacere perché io non sono stata qui prima e per capire come abitano, come parlano, come la lingua, come la cultura è una cosa molto importante. E lì in Melbourne adesso stiamo a fare delle feste, delle ricette e provare a portare i giovani da qui a lì, così possono parlare di più, possono conoscere la nostra terra e che i giovani da noi vengano qui a capire la terra e anche speriamo a capire la lingua meglio. Dopo sono partiti un po' anche i progenitori, insomma, no? Sì, E quindi, ecco, oltre al problema della lingua c'è anche il problema dell'identità friulana che si estrinseca in più cose, no? Oltre alla lingua abbiamo anche la cultura in sé, sì. ma anche la cucina che forse diventa più veloce per mettere in sintonia le persone, no? Quella è la cosa, la cucina lì, stiamo guardando le ricette che sono proprio cattura da qui, ma anche quando ho preso io a lavorare lì, a aiutare a cominciare il club un'altra volta, la cosa più importante è che il club è iniziato con i migranti che sono venuti da qui, da questa terra. E allora è una cosa che si deve celebrare, è una cosa che si deve continuare. È molto importante celebrare il cultura dell'Ifulan e anche tutta Italia, perché al fine del giorno lì siamo italiani e ci sono molte di tante parti d'Italia, allora 20 regioni e 100 lingue e sono tutti lì in Melbourne. Allora è una cosa bella con il club a Fulan perché con il campo di bocce per tanti anni e i miei genitori sono stati lì e sono cresciuta lì nel club perché giocavano le bocce, andavano lì per le feste che era vicino la regione dove abitiamo noi, ci sono molti italiani da molti posti, allora vengono tutti lì. E quando era chiuso il club era una cosa proprio trieste perché per perdere quella storia, quella cultura era Un brutto. punto di riferimento che è venuto a mancare, no? E quindi 65 anni mi pare, no? Ormai Sì, il club. quest'anno sono 66 anni. Ecco, allora,
diciamo così, che Melbourne è una città molto importante della parte sudorientale, no? Mi pare della- dell'Australia, con oltre 5 milioni, 5.100 Sì, abitanti, eccetera. Ma ci sono molti italiani, no? sì. Ecco, sarà un 100.000 italiani più o meno. Oh, per sicuro, numeri non lo so sicuro, ma ci sono molti in tante città, tanti italiani. Come ho detto, a dove noi, città vicine a noi, ci sono molti italiani. Ecco, friulani magari molti, no? Quindi abbiamo detto le bocce, abbiamo detto la lingua friulana, ma i giovani, per esempio, hanno qualcosa di particolare. Ma dei giovani c'è uno che è fantastico con la musica e anche scrive e canta nel friulano, Will, che è stato incomiato con noi, è molto bravo. E lui, il padre, il nonno, tutti erano un parte del club, hanno fatto anche il bar, hanno costruito lì. E allora sono persone, la gente così che possono tirare avanti la lingua e il cultura. È molto importante che sono seconda e terza generazione di friulani che mantengono la lingua perché la parlano, è una lingua, come si dice, è unica Sì, di ma com'è. è una lingua anche che unisce un po' i friulani, no? Sì. Ma per esempio, voi avete dei rapporti con i friulani di Sydney, di Perth, di Canberra, per esempio? Sì, per me è nuovo perché sono là da Sì, 3 anni e con il Covid è solo quest'anno che proprio stanno cominciando a andare avanti le cose, però i membri del club, sì, ha tanti anni che conoscono, parlano sempre per dire, però io adesso ho conosciuto quelle di Sydney, quelle um, di South Australia, di mhm, Adelaide e poi anche quella del Belgium, un paio adesso le sto a conoscere anche io, è proprio bello perché possiamo parlare, possiamo um, guardare come si tira avanti la lingua e il culturo e possiamo tutti fare cose insieme, così è meglio. ecco, lei qui in Friuli ha avuto molti contatti, no? E Sì. contatti ne avrà ancora, no? Ehm, Come gli è sembrata un po' il Friuli, visto così, smontata dall'aereo, arrivata con gli amici qui, magari a Campoformio, e Sì, appunto sì. ha trovato la gente, come ha trovato il Friuli? Qui è una zona proprio, Campoforti è una zona proprio bellissima, ma andando in giro al Friuli sono stata proprio emozionata che è bella, anche non mi immaginavo che era così bella per dire, anche la gente sono state proprio apprezzate di me e io di loro, è proprio proprio bella. E tante cose che mi sono insegnata con il mangiare, con il culturo che sono cose che posso portare intorno in Melbourne e in Australia per tirare avanti cose che sono proprio belle, che non l'ho conosciute proprio come le conosco adesso. Bene, allora, bella questa chiacchierata, ma io le faccio una proposta. Cercheremo di rimanere in contatto per vedere un momentino come vanno le cose a Melbourne. Piano piano cercheremo di seguirvi da Sì. vicino. Quindi intanto mandi Furlangs e naturalmente mandi Melbourne. E lei cosa ci dice? Sì, come no. Quando vuoi mi chiami e io sono lì. Vi Ecco, parlo, allora, come no. Grazie. benissimo, alla prossima. Grazie, Mandy. Ciao. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti